Well, you can tell by the way I use my walk, I'm a woman's man, no time to talk. The music loud, women walk, being kicked around. This is how I walk. Allora, vediamo un po' che cosa succede. Mi sa che la nostra popolazione sta affrontando un periodo davvero di grandi, come dire, di grandi valori, ma anche di grande felicità. Possiamo vedere che siamo all'80% dell'approvazione. Vediamo un po' che cosa succede e come possiamo risolvere i problemi della nostra città. Allora, l'unico problema ovviamente della felicità residenziale è che ovviamente hanno bisogno di soldi, ma soprattutto hanno anche bisogno di un sistema sanitario abbastanza adeguato. Però ovviamente questo non è un problema molto grave, perché probabilmente il nostro caro ospedale, tramite le migliorie che abbiamo effettuato nei video precedenti, sta andando alla grande. Allora, vediamo cosa succede invece ai commerci. Ovviamente tutto va alla grande, i compratori non sono abbastanza, però ovviamente riescono a far andare alla grande gli affari. Ovviamente tutto non si può avere, comunque se la stanno cavando anch'essi molto bene. Vediamo come va con la felicità industriale. Media tecnologia, bassa tecnologia se la sta cavando anche molto bene, perché ovviamente è l'industria che avevamo già come dire, metabolizzato in passato. Però l'industria moderna sta crescendo in città e nuove industrie stanno mettendo le radici pronte per fiorire, quindi in un prossimo futuro. Infatti potete vedere che le nuove industrie vicine alla nostra centrale di riciclaggio stanno iniziando ad avere la meglio. Finalmente andiamo ad avere nuove industrie che ovviamente inquineranno meno, quindi ridurranno i problemi di salute dei nostri cittadini. Allora, vediamo un po'. Innanzitutto, per quanto riguarda la nuova specializzazione che ho intenzione di intraprendere, abbiamo bisogno di 5 edifici dell'industria media tecnologia fino adesso, però ovviamente devono essere ultimati molto bene. Petizione per la costruzione di fabbrica di processori. Questa sarà la nostra prossima, come dire, specializzazione. Allora, vediamo un po' quanto spazio occupa, vediamo dove possiamo collocarla. Ovviamente dobbiamo sfruttare tutta questa zona. Vediamo un po'. La zona dei pannelli solari verrà come dire, sfruttata in verticale, quindi andremo ad occupare tutto questo spazio vicino al nostro quartier generale dei metalli. Vediamo se si può fare. Perfetto, molto bene. Allora, la nostra fabbrica di processori, io direi di collocarla proprio da questa parte, anche se andremo a distruggere, come dire, una buona parte della popolazione, che adesso potete vedere che ci garantisce davvero un ottimo budget orario. Allora, vediamo un po', ecco la nostra nuova fabbrica di processori, vediamo dove possiamo posizionarla per evitare quindi delle problematiche a livello di spazio. Maledizione, non vorrei gettare a terra troppe industrie. Vediamo un po'. Maledizione. È che davvero questi problemi di spazio sono enormi adesso. Vediamo un po' dove posso farla. E infatti mi avete detto di costruire un bell'aeroporto. Vedete un po' che non c'è appunto spazio per collocare ormai quasi nulla. Allora, mi sa che dobbiamo farlo anche con gravi ristrettezze. Proviamo a collocarla appunto da questa parte. $160.000 ben spesi, con un costo orario di $700. Quindi vediamo un po' dove possiamo metterla. Vediamo un po' da questa parte. Ok, questo deve essere l'unico luogo dove possiamo piazzarla al meglio. $160.000. Barbary Coast potrebbe diventare la capitale dell'alta tecnologia. Una fiorente attività basata sull'elettronica potrebbe arricchire la città. Allora, vediamo un po' che cosa sta facendo. Allora, ovviamente abbiamo bisogno sia di leghe che di plastica. Quindi un'idea che mi era venuta, visto che ovviamente non abbiamo petrolio per produrre la plastica, era quella di convertire nella centrale di riciclaggio la nostra sezione di produzione del metallo in centrale appunto di produzione della plastica. Vediamo un po' di eliminarla e di collocare finalmente una nuova come dire, stazione quindi di riciclaggio della plastica. Vediamo un po', al costo di $25.000 abbiamo adesso tantissimi prodotti da riciclare, soprattutto perché l'educazione sta aumentando nella nostra città. Potete vedere che anche un giorno dopo l'altro continuano ad arrivare nuovi studenti, ben 817 studenti iniziano ad arrivare. Vediamo però come sta andando per quanto riguarda la regione. Vediamo che cosa succede. Diamo un'occhiata a un bel grafico, vediamo un po' nella sezione dell'educazione come sta andando. Allora, adesso ce la stiamo cavando anche noi come centro educativo di grande importanza. Potete vedere che in tutta la regione siamo al secondo posto. Potete vedere che abbiamo banchi e studenti che ovviamente sono simili a quelli di New Alexandria, capitale dell'istruzione prima di noi. Quindi possiamo vedere anche che diversi studenti di Franciscolandia vengono appunto nella nostra cittadina, e questo potrebbe essere utile anche per il nostro vicino che continua quindi ad espandersi. Vediamo invece come sta andando per quanto riguarda le merci, che ovviamente la nostra città si sta basando ovviamente sull'industria. Possiamo vedere che ce la stiamo cavando abbastanza bene, anche se i nostri alleati se la cavano addirittura meglio di noi, però abbiamo anche una buona quantità di ordini di merce non realizzati al giorno, che è inferiore agli altri nostri compagni. Vediamo per quanto riguarda la sanità invece. Malati e feriti oggi ne abbiamo parecchi, però riusciamo a curarli in una, come dire, in maniera abbastanza rapida. Vediamo invece per quanto riguarda la nostra, come dire, per quanto riguarda la polizia.
perfetto, abbiamo pochissimi criminali in libertà e anche poco odierni, quindi ce la stiamo cavando abbastanza bene. Mentre per quanto riguarda l'energia, che questo era il nostro problema ovviamente precedente, anche questo per quanto riguarda energia generata e consumata all'ora ce la stiamo cavando abbastanza bene, ovviamente non abbiamo nessun deficit. Torniamo nella nostra cittadina, vediamo che cosa succede. 8 megawatt, potete vedere adesso quanto è utile posizionare finalmente le nostre zone a pannelli solari. Vediamo di posizionarne un'altra, $40.000 proprio nella parte sud, perfetto. Allora, la nostra fabbrica di processori cosa inizia a fare? Ovviamente non hanno leghe, la produzione è ferma, maledizione. Allora, vediamo di sistemare questo fatto. Allora, vediamo un po' cos'è che produce leghe nella nostra città, vediamo un po', vedete un po' come i problemi adesso si accavallano l'uno dopo l'altro, maledizione. Allora, vediamo un po' cosa produce leghe nella nostra città, andiamo nella sezione dell'estrazione, vediamo un po', ecco qui le nostre fonderie, dobbiamo andare nei depositi commerciali per capire più o meno dove si ritrovano le leghe. Allora, leghe, eccole qui, il pulsantino arancione, molto bene. Allora, vediamo un po' di utilizzare proprio in questo magazzino le quantità di leghe che ritroviamo nella nostra città appunto per l'utilizzo locale, molto bene. Per adesso le leghe che andremo a produrre verranno utilizzate appunto per l'utilizzo locale, molto bene. Ok, visto che appunto il nostro Rubendros si dedicherà alla grande opera per quanto riguarda le leghe. Ok, vediamo un po' qualche altro deposito, mi sa che qui non andremo a raccogliere leghe, quindi perfetto. Adesso nel momento in cui andranno a trascorrere i giorni vedremo di risolvere questo problema. Ok, invece per quanto riguarda la plastica, ok, vediamo un po' di utilizzare la plastica per quanto riguarda l'ambiente locale, perfetto. Mi sa che abbiamo un unico centro di raccolta plastica, che è questo appunto a sud. Vediamo se è vero, la plastica corrisponde al pulsantino giallo, vediamo un po'. Guardate un po', reso conto dell'estrazione, ben 493.500 guadagnati nell'ultimo mese, quindi davvero un'economia fiorente. Allora, vediamo un po'. Perfetto, la plastica verrà utilizzata appunto per la nostra centrale dei processori e ovviamente anche le nostre leghe. Vediamo un po' se abbiamo fatto tutto nella maniera corretta. Perfetto, adesso dobbiamo solo attendere che i nostri camioncini arrivino. Allora, nuovi posti di lavoro in città grazie all'apertura della prima industria pesante. Eccoci qua, andiamo immediatamente all'inaugurazione. Eccola qua, finalmente una nuova industria che si sta specializzando al massimo. Guardate però che nuovo aspetto anche estetico che ovviamente hanno le nostre nuove industrie a media tecnologia. Eccole qua, ovviamente continuano ad aumentare per quanto riguarda la loro per quanto riguarda il loro fattore economico. Molto bene, siamo ritornati a 3.000 di budget in giù, però ovviamente riguardo ai nostri introiti ce la stiamo cavando abbastanza bene. Problemi con le acque reflue, ancora tubi intasati, vediamo di eliminare questa fabbrica, maledizione, pochi posti per consegna merci, maledizione, in terra dei cacchi tira un sospiro di sollievo, l'ondata di incendi dolosi si è trasferita nella nostra città, maledizione, la discarica è quasi piena, potete vedere quanti problemi che continuano ad arrivare, maledizione. Vediamo cosa possiamo fare, la discarica è piena. Io inizierei a collocare qualche inceneritore di rifiuti per eliminare finalmente questo problema dell'immondizia. Innanzitutto continuiamo ad ampliare la nostra zona qui da questa parte, vediamo se possiamo aggiungere un'altra zona di scarico proprio per iniziare a bruciare tutta questa spazzatura. Vi ricordo che il nostro inceneritore produrrà inquinamento atmosferico, però inizierà a bruciare tutti questi dannati rifiuti che abbiamo collocati appunto da questa parte. Vediamo cosa succede nella nostra fabbrica dei processori. C'è qualcuno che ci chiama, un bel palazzo davanti, vediamo se c'è qualcuno affacciato. Mi sa no. Stiamo producendo leghe e plastica extra, perché non espandere le nostre operazioni? Ovviamente anche il centro, come dire, dei nostri processori andrà a espandersi ovviamente tramite l'aggiunta di catena di montaggio di processori. Ovviamente essa andrà a produrre più casse di processori al giorno, però prima dobbiamo far andare avanti. Ah, ecco qua, perfetto, già è iniziata la produzione di processori, adesso dobbiamo innanzitutto bloccare, come dire, la nostra cittadina per iniziare a creare qualche deposito proprio per i nostri processori. Allora, vediamo un po' quello che possiamo fare, vediamo se possiamo collocarlo, vediamo un po', maledizione, mi sa che adesso dovremmo fare qualcosa di diverso. Allora, ovviamente per il quartiere generale dell'elettronica ancora ci vorrà un po', però ovviamente il nostro, come dire, il nostro magazzino commerciale dovremmo collocarlo in una zona migliore. Allora, vediamo un po' dove possiamo metterlo, maledizione, vediamo un po', forse da questa parte. Ah, perfetto, possiamo posizionarlo vicino alla zona industriale in modo tale da favorire anche l'esportazione di nuovi prodotti, merci. Perfetto, mettiamolo da questa parte, molto bene, vediamo se possiamo aggiungere qualcosa. Perfetto, depositi di processori disponibili, potete vedere che adesso non occuperemo anche grande spazio e il piccolo, come dire, la piccola zona di raccolta merci sarà fondamentale anche per le nuove industrie che stanno per essere create. Vi ricordo che con la nostra fabbrica di processori potremo avere l'accesso ai computer ma anche alle televisioni, ovvero ciò che ci interesserà maggiormente.
Le televisioni ovviamente vedremo di collocarle, come dire, magari più avanti. Vediamo un po', probabilmente se collochiamo un quartiere delle televisioni da questa parte andremo a distruggere la nostra fabbrica, quindi innanzitutto vediamo di eliminare un deposito, questo deposito per le merci per adesso, maledizione, non avevo calcolato questo fattore, e collochiamolo immediatamente da questa parte. Molto bene, questo deposito sarà interamente dedicato ai processori, perfetto. Vediamo di aggiungere anche qualche altra, come dire, qualche altro garage di camion di consegna merci, perché la velocità nell'effettuare le spedizioni è una delle fondamentali, dei fondamentali fattori. Allora, vediamo un po', abbiamo abbastanza plastica e leghe da ampliare la nostra catena di montaggio con una nuova zona appunto di produzione. Vediamo di metterne una da questa parte, perfetto, vediamo se ne possiamo posizionare ben due, molto bene. Potete vedere che ci ritroviamo con un deficit finanziario, però ovviamente le nostre tasse ancora non si ritrovano al massimo. Le ho aumentate per quanto riguarda la nostra industria, la nostra popolazione a basso reddito, però come dice appunto il nostro grafico, la maggior parte delle persone sono a medio reddito, le persone a medio reddito pagano più tasse, quindi vediamo un po' di aumentare per quanto riguarda questa classe di popolazione. Ci ritroviamo adesso a ben, come dire, $350 in meno l'ora. Questo è stato il momento appunto per aumentare le tasse, nel momento in cui abbiamo raggiunto 141.000 abitanti, dove abbiamo bisogno di più soldi per garantire quindi notevoli entrate. Ok, allora abbiamo adesso abbastanza processori prodotti l'ora, 4.800 casse al giorno. Adesso dobbiamo capire che cosa fare. Ovviamente è la mia prima volta che mi butto in quest'ambito dei processori. Allora, e quindi rallentiamo la velocità e leggiamo con calma. Allora, il quartier generale dell'elettronica, cogli la tecnologia e preparati all'inevitabile invasione dei robot. Sforna processore alla velocità della luce. Per migliorare il tuo quartier generale, stare al passo coi tempi. Investi sulla ricerca di nuove tecnologie nell'elettronica di consumo. Allora, per creare la nostra fabbrica di elettronica di consumo abbiamo bisogno della divisione di elettronica, come dire, nel nostro quartier generale. Allora, vediamo un po', prendi i tuoi utilissimi tecnologici processori e inseriscili nelle televisioni, così i sim potranno addormentarsi guardando le litigate e le scazzottate televisive. Perfetto, vendi le tue televisioni nel mercato globale tramite un deposito commerciale per trarne guadagno. I lavoratori istruiti aumenteranno il rendimento della fabbrica. Perfetto, questo è ovviamente di fondamentale importanza. Vedete un po' come è tutto collegato, ovviamente l'istruzione è fondamentale. Vediamo un po', guardate un po', quasi 4 cappelletti su 5, ben un altro quasi mezzo livello del nostro impianto tecnologico. Allora, la nostra scuola sta andando alla grande, vero? Vediamo di posizionare un'altra nuova ala per l'istruzione, ma anche un bel cartellino per far vedere che qui appunto c'è la nostra bella scuola. Eccolo qui, college, guardate un po' la bella pozioncina, anche la sezione dell'arte, molto ma molto carino. Allora, lasciamo il nostro Riverside College e dedichiamoci finalmente alla nostra fabbrica dei processori. Allora, hanno detto che andremo ad wow, guardate un po' quanto viene esportato un carico di televisioni, $158.000, per quanto riguarda i processori $100.000, wow. Allora, per adesso i processori li andremo a esportare, mentre le televisioni ovviamente le invieremo alla grande opera, però prima di farlo dobbiamo collocare il nostro quartier generale dell'elettronica. Ovviamente, visto che dovremo ampliare il nostro quartier generale dell'elettronica, dobbiamo posizionarlo in una zona che sia espandibile. Allora, vediamo un po' dove possiamo farlo, maledizione. Ovviamente lo spazio, maledizione, è sempre un problema. Allora, vediamo un po' dove possiamo farlo. Non vorrei distruggere le industrie, maledizione. Vediamo un po' dove possiamo andarla a posizionare. Questa è tutta una zona, come dire, residenziale, maledizione. Vediamo nella parte sinistra, qui ovviamente non possiamo toccare nulla. Mannaggia, vediamo un po'. Vabbè, adesso penseremo più avanti. Intanto continuiamo ad aumentare la nostra velocità, siamo arrivati a 140.000 abitanti, perfetto. Allora, continuano a produrre processori, perfetto. Quanti al giorno? 7.200 casse, perfetto, avete visto con l'aumento quindi della nostra produzione. Adesso andremo a migliorare il tutto. Vediamo di aggiungere adesso un garage per il camion di trasporto, perfetto, $10.000 l'uno, wow, però sarà fondamentale per velocizzare ovviamente le nostre consegne, perfetto. Stanno per mettere appunto le radici in nuovissime industrie, perfetto. Vediamo se si stanno ampliando anche queste nuove fabbriche. Adesso nel momento in cui verrà edificata la nuova industria ad alta tecnologia vorrò vedere davvero esteticamente come è diventata. Vediamo un po' quanta plastica stiamo producendo. Mi sa che ne stiamo producendo abbastanza. Ovviamente i riciclabili provengono dalla popolazione istruita, quindi anche questo è un fattore legato alla nostra istruzione. Allora, vediamo un po' come sta andando. Mi sa che è necessario collocare finalmente la nostra zona appunto per il quartier generale. Vediamo un po' dove possiamo metterla.
metterlo. Probabilmente saremo i primi in tutta la nostra regione a collocare un impianto per la produzione appunto di processori. Allora vediamo se possiamo metterlo da questa parte. Ovviamente non ho altro spazio, lo devo collocare necessariamente da questa parte. Allora vediamo cosa ci offre. Innanzitutto un bel cartello, è fondamentale per capire che qui si lavora seriamente. Eccolo qua, High Tech Headquarters, perfetto. Allora vediamo un po'. Divisione dell'elettronica di consumo, fai un uso pratico dei tuoi processori. La divisione dell'elettronica di consumo ovviamente vuole i tuoi processori nelle case dei consumatori, perfetto, mentre la divisione del commercio ovviamente non è necessaria perché già abbiamo dei posti disponibili tramite ovviamente il nostro primo, come dire, il nostro primo quartier generale. Allora, perfetto, vediamo un po' che cosa succede. Vediamo un po', c'è carenza di plastica, Allora, carenza di plastica, vediamo un po' anzi, io direi, visto che la nostra unica sezione dove andiamo a produrre plastica e la catena di riciclaggio, rimuoviamo anche la catena di riciclaggio delle leghe, eccola qui, perfetto, rimuoviamola per mettere una nuova zona di riciclaggio della plastica, visto che le leghe noi le produciamo alla fonderia. Vi ricordo che nella nostra fonderia numero 2, proprio questa, vediamo un po' se è questa, maledizione, eccola, produciamo 72 tonnellate di leghe al giorno che vengono utilizzate necessariamente per la nostra centrale dei processori. Problemi di acqua, maledizione, vediamo un po', vedete un po' sempre un problema dopo l'altro. Acqua disponibile dalla regione ben 27,8 kg, però mi sa che dobbiamo andare a fare da soli. Vediamo un po' dove possiamo collocare la nostra nuova zona della raccolta di acqua. Qua dobbiamo fare una cosa diversa. Allora, apriamo il nostro schema dell'acqua, vediamo un po', perfetto. Visto che abbiamo tantissima acqua in questa zona, io direi di spostare tutti questi magazzini da questa parte in modo tale da ottenere più spazio. Allora, vediamo un po' che cosa c'è. Allora, abbiamo un deposito per il metallo, uno per il carbone e un altro per il carbone. Allora, perfetto, rimuoviamoli, molto bene, e andiamo a posizionare immediatamente i nostri due depositi, uno per il carbone, anzi due per il carbone, me l'ero dimenticato, e vediamo un po', un altro per il metallo, perfetto. Adesso andiamo ad ampliare immediatamente la nostra zona appunto della nostra acqua, perfetto, vediamo un po', aumentiamo immediatamente la nostra velocità, vediamo come sta andando, vediamo, perfetto, 88 kg di acqua l'ora, molto bene. Allora, spero ragazzi che questo video vi sia piaciuto. Potete vedere che adesso ci stiamo addentrando sempre più nella nostra storia, nella nostra avventura. Adesso il nostro impianto di energia solare va alla grande, siamo riusciti a ottenere grandi possibilità con la nostra fabbrica di processori, molto bene. Adesso potete vedere che già 9 tonnellate di processori stanno per arrivare all'interno del nostro deposito, presto, ma al più presto possibile, nel momento in cui otterremo abbastanza punti per quanto riguarda il quartier generale dell'elettronica, vedremo un po' di specializzarci nella produzione di televisioni e finalmente nella nostra grande opera. Vediamo come sta andando, 690 tonnellate di metallo l'ora in totale, perfetto, ci stiamo avvicinando quindi al nostro obiettivo, quindi le televisioni apparterranno quindi sempre alla nostra cittadina. Allora, vediamo un po' come sta andando sempre all'interno della nostra città, 143.000 abitanti, perfetto, proprio stiamo raggiungendo livelli estremi. Allora, date un'occhiata finalmente alle nuove tecnologie, eccole sono state appena adesso, come dire, edificate, anche la nostra nuova come dire, parte sud della nostra città. Potete vedere già all'inizio di questo video come si ritrovava, e adesso addirittura i nuovi potenziamenti che l'hanno resa a media tecnologia. Nel momento in cui raggiungeremo il livello massimo dell'educazione arriveranno all'alta tecnologia e lì ovviamente non avremo più problemi di inquinamento. Infatti già adesso, se possiamo guardare, l'inquinamento è stato ridotto sostanzialmente, anzi in maniera molto intensa, nella parte sud della nostra città, e adesso rimane solo qualche piccola industria, però ovviamente anche la nostra centrale a carbone verrà rimpiazzata dalla centrale nucleare quando arriveremo a un punto tale da poterla fare. Spero ragazzi che questo video vi sia piaciuto e soprattutto fatemi sapere che cosa ne pensate. Cosa è successo da questa parte? Mi sa che ha preso fuoco un bel campo appunto da basket, maledizione. Comunque spero ragazzi che questo video vi sia piaciuto, fatemi sapere che cosa ne pensate tramite un voto o un commento. Ci becchiamo all'interno del prossimo gameplay. Ciao a tutti!